Buonasera da Checkpoint, nostro ospite dagli studi di Roma Ignazio Messina, dallo scorso giugno nuovo segretario nazionale dell'Italia dei Valori. Buonasera Messina e auguri per queste feste. Buonasera a voi e auguri anche a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Fine anno, tempo di bilanci, cominciamo con farne uno su il vostro movimento, come stanno andando le cose? Ma direi bene, noi abbiamo rinnovato per intero la nostra squadra dirigente, siamo stati i primi a farlo col congresso che a fine giugno ha sancito l'elezione di un segretario, ma anche di tutti coloro i quali collaborano alla segreteria, abbiamo fatto votare tutti gli iscritti, poi abbiamo completato il rinnovamento con tutti i congressi provinciali e regionali in tutta Italia, più di 1500 persone che danno una mano al rilancio del nostro partito, che dopo una parentesi sicuramente non felice ritorna a parlare con la gente e con i cittadini, quello che vogliamo fare, ripartire dalle nostre battaglie, dalla nostra storia, ripartire da quella legalità e questione morale che ancora oggi nel nostro paese non sono attuate e quindi sono tremendamente attuali, per poi fare delle battaglie concrete, scendere nelle piazze. Abbiamo detto no al gioco d'azzardo e il 4 e il 5 di gennaio saremo a fare gli ultimi banchetti prima di depositare alla Camera un disegno di legge di iniziativa popolare che abbiamo portato avanti e fortunatamente oggi si comincia a parlare di no al gioco d'azzardo, nonostante il governo abbia tentato al Parlamento di inserire delle norme a vantaggio dei concessionari dei giochi a danno dei cittadini. E altre battaglie che stiamo portando avanti denotano una cosa, l'obiettivo principale è quello di investire su famiglie, piccole e medie imprese e puntare al lavoro. In una crisi del Paese è necessario assumersi responsabilità e governare a fianco dei cittadini. In questo devo dire che andando in giro per le città, per le regioni, sento dire dalle persone che si sente forte la mancanza di un partito come l'Italia dei Valori che faceva le battaglie dentro e fuori dalle istituzioni.